non essere ecco, il primo comandamento è che non è originale, non rubare, questo è fondamentale, ma non rubare anche, lo dico anche artisticamente, le idee di altri, non rubare il posto al parcheggio, non rubare, lo generalizzo un po' di più. Il secondo è non farsi raccomandare. Io odio i raccomandati, perché credo che sia assolutamente dignitoso e sia un diritto di ognuno di noi farsi valere con le proprie forze, non attaccarsi alla maniglia di qualcuno. Il terzo è ironizzare sempre su tutto. L'ironia ti permette di stare al di sopra degli eventi, so che è difficile, però è una filosofia di vita necessaria. Il quarto è non darsi delle arie. Io credo che la virtù dei grandi saggi sia sempre stata quella di Diogene per primo, di essere umile, di essere a contatto con le persone più umili, con i bassi ceti sociali, non navigare come un VIP. L'ho sempre odiata questa cosa. Ultima cosa, avere comunque sempre la percezione che siamo in un paese che detiene l'80% del patrimonio culturale di tutto il mondo e quindi avere una particolare attenzione per il nostro patrimonio culturale. Did we get too tight or let the mystery puzzle reveal itself?